Non è una storia siciliana, eppure, seppure è stata scritta da un siciliano, è stata scritta dal più grande poeta dialettale di Sicilia, si chiamava Ignazio Buttitta. Con me ci sono Giovanni Avanzato e Davide Giromini. Giovanni alla chitarra, Davide alla fisarmonica. Io sono venuto a raccontare questa storia in una città, questa, Genova, che è medaglia d'oro per la Resistenza, medaglia d'oro alla Resistenza. Ma volevo raccontare questa storia per un dovere, ed è quello di non dimenticare che la Resistenza inizia sì nel 43, ma non è ancora finita. La racconto anche per i miei figli,